Ciao Michael, perdona la risposta, il tutor era via per un torneo, quindi faccio io le sue veci e spero di aver pronunciato correttamente il tuo nome. Allora, qui giochi contro il nero e il tuo avversario ti fa una partita di donna. Non so se hai familiarità con questo tipo di apertura, adesso lo vediamo. In genere si è più familiari contro i 4, e 5 è quella che viene più giocata, no? Pedone C3, qui nulla di particolare per il nostro avversario, e 6. Forse sì, forse un eccesso di prudenza, forse addirittura, non so, si poteva sviluppare prima un cavallo, prima di chiudere in questo modo, magari in futuro avresti potuto, per dire, spingere il pedone in E5, però dire che è sbagliata non è questa mossa. C6, va bene, qui grandi problemi non ce ne sono, il problema arriva adesso. Allora, torniamo indietro. Nel momento in cui fai C6 e poi perdi un altro tempo per fare C5, la mia domanda è perché a un certo punto non hai fatto C5 subito? Quindi se la tua idea era quello di spingere C5, a questo punto, per dire, avresti potuto giocare alfiere di 7, donna di 7, cavallo di 7, qualsiasi altra mossa, se la tua idea era fare questa. Se però giochi C6 e un paio di mosse dopo giochi C5, ti dico che questo non è un granché, proprio perché si dice che hai perso un tempo, perché potevi giocarla in una mossa sola. Ecco, attenzione, nelle partite di donna, questa spinta dove vai a chiudere con C4 nella gran parte dei casi non è mai buona, e ti faccio scoprire come. Non so se utilizzi il motore per aiutarti nelle analisi, ma vai qui su valutazione e linee. Qui bisogna guardare qui la prima linea, meno 0,40, lo vedi qui in alto. Guarda dopo questa mossa, la partita va a meno 0,0, parità, quasi 0,0. Ecco, se il nero prima aveva qualche piccolo vantaggio, dopo questa mossa il vantaggio svanisce. Quindi queste spinte non sono mai buone. È vero che guadagni spazio, ma togli la tensione. Il mio gioco è migliorato tantissimo quando non ho avuto paura di mantenere la tensione. Anche questa cattura sarebbe stata sbagliata. Lascia la tensione, perché la tensione è quella che ti permette di fare trucchi, trappole, evitare che il tuo avversario possa fare spinte strane. Perché? Perché in futuro poi potrai catturare al momento giusto. Quindi C4 non è un granché, perché adesso ti sei creato questa bellissima catena che indica di attaccare di qui. Quindi, seguendo la struttura della tua catena, dovresti attaccare qui sull'ala di donna. E non credo che ci siano grossi obiettivi, dovresti andare a organizzare, presumo, una roba di questo tipo, perché il principio dice che il tuo pedone, il pedone più avanzato del tuo schieramento, della catena di pedoni, chiede di essere affiancato da un altro pedone. Quindi questa sarà la spinta che dovrei progettare, quindi presumo A5, B5, B4, ma credo che sia, a parte essere lenta, che non porti poi a granché, perché non ci sono grandi target di attacco qui su questo lato. Donna C2, cavallo C6, e qui giochi E5, giustamente forse non te la senti di attaccare da questo lato della scacchiera e giochi E5. E5 il cavallo che ti attacca, tu spingi ancora, andando così a togliere ancora spazio al tuo avversario. Qui lui commette, diciamo, un errore, perché ti permette questo tipo di cattura, e qui lui non ha una buona struttura pedonale. Questi pedoni si dicono doppiati, e con tutta probabilità quando toglierai il cavallo questo pedone cadrà, quindi andrai subito in vantaggio di un pedone. Tuttavia la partita non va così, perché quando lui gioca a cavallo qui giochi alfiere 6, quindi è vero che hai sviluppato un pezzo, ma ti invito a considerare sempre le opportunità dietro ogni mossa. Dietro ogni mossa c'è sempre qualche opportunità. Ok, qui va bene, comunque la tua posizione è solida, è solidissima, alfiere di 6 ottimo. Donna che attacca C6, donna di 7 va benissimo, e adesso è completato lo sviluppo. Le torri che si guardano, tutti i due pezzi sono sviluppati, quindi è una posizione d'oro. Lui invece ha degli alfieri pessimi che non possono andare da nessuna parte, quindi qui il nero sta 10 volte meglio. Se accendiamo la valutazione possiamo vedere che il nero qui ha meno, quasi meno 1, meno 0,94. Andiamo avanti. Alfiere G4, chiedendo un cambio di alfieri. Questa mossa non è buona, perché? Perché io posso catturare col cavallo, posso catturare con l'alfiere, e dietro c'è anche la regina, quindi si dice che ho 3 attaccanti su questo punto. E quanti difensori ha lui su questo punto? Uno solo. Quindi in teoria, se vado a catturare, dovrei solo guadagnare. Per esempio catturo, è vero che abbiamo cambiato un pezzo, ma poi prendo un pedone.
Forse ti faceva paura questa e non l'hai fatta. Io l'avrei giocata perché per un pedone questo ed altro. E giochi torre A B8, che comunque è una minaccia, ma qui c'era un pedone gratis. Se si può andare avanti di un pedone gratis, tanto meglio. Qui lui ti cambia. Ecco, qui per evitare la cattura avrei addirittura catturato con F, creando questa struttura stile Tris, ma che mi avrebbe anche aperto la colonna F. Questa non mi sarebbe dispiaciuta affatto. Donna per E6, qui diciamo lui si prende il primo pedone di vantaggio, ma noi possiamo rifarci con il pedone B2, tant'è che perché abbiamo messo la torre qui per attaccare B2. E qui giochi torre FC8, una mossa intermedia, a questo punto si può sempre catturare, la donna va via e qui giochi cavallo in H5. Ecco, qui è un piccolo suggerimento che voglio darti, questa è una cosa che vedo spesso fare, torniamo indietro di qualche mossa. Qui quando hai giocato torre B8 è perché è un piano, hai notato un punto debole e lo vuoi attaccare. Ora, durante la partita succedono un sacco di cose, ma non dimenticarti mai i piani che avevi in mente. Quindi se B2 è un punto target, anche se succedono una serie di cose, cambio e sei ricostretto a ricatturare, eccetera, non farti troppo spaventare, ma sii coerente, quello era il tuo piano. Va bene, mossa intermedia, così attiviamo anche questa torre, va bene, la regina va via, ma adesso me ne fregherei assolutamente di questo pedone e andrei a catturare B2. Giochi cavallo in H5, faccio fatica a trovare un posizionamento per questo cavallo, perché se giochi cavallo H5 è perché o vuoi mettere la regina qui, o è perché vuoi spingere il pedone F, o perché vuoi mettere il cavallo da qualche parte. Faccio fatica a trovare un posto per questo cavallo, credo che la regina qui o qui non faccia granché perché non ci sono grandi obiettivi d'attacco, ed F5, F4 ci sta come piano, ma ci stava meglio se la torre era in F8 per supportare questa spinta. Adesso probabilmente mi piace meno. Lui gioca donna in D1 per attaccare il tuo cavallo e qui giochi donna F5. Purtroppo questa mossa mette i tuoi pezzi a dura prova perché arriva questa forchetta e quindi ecco, qui diciamo c'è stato... Allora, forchetta va bene, è una forchetta inevitabile dove si può mettere la regina in G6, in F6, in D7, in G5, da tante parti si può mettere la regina ovunque tranne che qui. Perché ovunque tranne che qui? Perché è ovvio che sposterai la regina da qualche parte e il tuo avversario la catturerà e avrai perso un pezzo. E se andiamo a vedere qui in alto, vedi che c'è scritto qui in alto, c'è scritto più 4, vuol dire che il tuo avversario ha un vantaggio importante, più 3 è un vantaggio di un pezzo, più 4 è un vantaggio ancora più grande. Tuttavia qui le speranze per il nero c'erano, perché il nero comunque ha un vantaggio di spazio considerevole, possiamo rifarci col pedone B2, qui secondo me qualche chance ancora di giocarsela, non dico a parità, perché comunque questo cavallo non riesce a svilupparsi, la torre non gioca, quindi secondo me un minimo di controgioco c'è qui da parte del nero, ma i principi degli scacchi dicono se sei in svantaggio di materiale, tra l'altro a questo punto della partita il tuo avversario ha già più 1, se sei in svantaggio di materiale, come in questo caso, dove la partita va a più 4 a favore del bianco, se sei in svantaggio di materiale evita i cambi dei pezzi, soprattutto più i pezzi sono importanti, più andrebbero evitati, e qui invece diciamo vai contro questo principio dove sei tu che cerchi il cambio delle donne, e qui a questo punto la partita è tragica. Voglio farti vedere che cosa dice il motore a questo punto. Guarda, attiviamo la valutazione e la valutazione è di 0,82. 0,82, togli la regina da qualche parte, sempre 0,82, lui ti cattura e buonanotte, poi te ne vai da qualche parte. Guarda come invece valuta il motore la tua discesa su F3, più 1,90 per il bianco. Hai visto come è cambiato? Da 0,80 sì, leggero vantaggio del bianco, ma non è che la partita è vinta, a 1,70, 1,80. Quindi questi sono i principi basilari di scacchi, a furia di sentirli ti entreranno in mente, inizierai a fare questi ragionamenti anche nelle tue partite. Fondamentale, quando sei sotto di materiale, e qui c'è già il più 1, ma presto sarai sotto di altri 3 punti, quindi per un totale di più 4, evita i cambi di pezzi, soprattutto i cambi delle regine. Qui purtroppo la partita è veramente finita, c'è poco da fare e la partita è finita qui, ok? Quindi
Ricapitolando, che cosa si potrà fare di meglio in questa partita? Evitare di perdere due tempi con questa spinta da C6 a C5, quindi qui diciamo, gli hai regalato una mossa gratis al tuo avversario. Evitare questa, ricordati, nelle partite di donna di 4 di 5 la spinta del pedone fino a C4 99 volte su 100 è sbagliata. Qui diciamo, ecco, lui qui ti offre qualche possibilità di scomporgli la struttura pedonale. Qui giocato benissimo, secondo me. Qui ti regala un pezzo. Secondo me andava accettato. Addirittura potevi catturare anche con l'alfiere per andare poi col cavallo, che magari minaccioso un giorno, cose così. Quindi qualche chance, qualche errore il tuo avversario l'ha fatto. Per 2 volte non hai profittato. Qui non hai seguito più il tuo piano. E poi è arrivato, diciamo, l'errore decisivo. Però qui ti potevi ancora salvare evitando il cambio delle donne. E ultimo errore decisivo è stato quello del cambio delle donne. Quindi, come vedi, ci sono stati errori anche da parte del tuo avversario. Anche tu ne hai commessi. Piccoli errori, diciamo, che non hai seguito dei principi di scacchi. Probabilmente non li conoscevi. Ora li conosci e non hai più scuse per non seguirli. A presto.